lontana sto mondo quanta ancora si sapute se si tenesse pazienza. Sì, ma così noi ci innamorammo fino a chiamare. Niente e nessuno che sto desiderio te. Scusa ma se non scrivi più, ma sai che io va a morire. Sto sempre a fare cose, non mi basta mai. Perché la cari manca, perché la che è successa, in questa amore nasconuta. Si fa una bella stella, tutte volte carina, e se ne van, e stella in cielo si chiama. Non tengo mai più lamento, sai, sto tutto a posto. Tenta sta amore, o sta nasconduta. Mamma della politica, a causa dell'improvviso raptus ammazza la moglie anziana. Ma secondo me la cara adesso te esce. Tu si parla. Secondo me la mujer se raga fa un marito la cena. Là, sta da martella. Là. Là. Io ho visto un callame di cacciatacca, sto caccame di cacciatacca. Ma se posso sapere, chi muore su un cazzo qui da casa c'è pieno in gioco se non c'è. Passa dal centrocampo. Chi sti cazzo spartuto a casa. Guarda là sta Margheriti a casa Ceppino. Ma io che se sapeva, ma io sto con questo, perché i mangia là e dormo a casa. Sì, perché sta stanza in come di passaggio forzata nella disabilità. E questo tavolino qui ha un significato. Oppure Berlina. Bravo. Invece la cucina è tutta in dubbio perché si mangia. Il telefono invece ha due apparecchi, uno Ceppino e l'altro Margherita. Allora io lo guido. E lui l'hai usato. Scusate, non deve lavorare a casa, ma pare che sono legato. Che c'è il buono che si deve tutto qua? Secondo me chi sta nello sclerotico in casa. Oh papà, da giorni di mano vado a giù. E si spartono per mano a legge, papà, mano a legge. Mamma mia, a me chi mi ha finito, di che sto più si sapeva. E mi sarà lasciati la figlia, mi devi devi spezzare. Mi capisci, figlia, mi vedo mototore e casi che ricettato. Lancio questo turno non ce l'ho con giornata. Per essere tu stato scongiurato con mamma che mi volesse sputare. Capisci, mi sa la fotografia, io non sono presente vicino. Ma che state dicendo? Guardate qua, guardate come c'è scritto bene. Rosa Pasita, Resto Iacarino, via Tarquinio Brisco, Rione Traiano. E chi è sta roba stasera? Ma sono io! Ecco perché con la muovere da sti cose. Mamma mia, non c'è che caccia fare. Chi se mi possono messa la vita? Poi io mi intanto spizio. Non c'è sta niente da fare. Che è successo? Che Cadesse, quella donna è capace di farmi mangiare il fegato tutti i giorni. No, a me il fegato non moriamo. Poi, facetelo qui per Michele che ne fa una. allora perché cica, state nelle cose Vuoi, andare in tramo? Che si mangia tutti da me un po'. A me non mi passa manco pagato. Ma siamo la stessa canzone. Ma perché hai scritto una canzone? Che ho fatto così? Hai scritto solo io. Ho messo solo io.
sabato. Chi sono popate? Chi sono popate? Papà. E la popata. Anzi, capitano ambasciato, mi devo fare una cortesia. Gli altri non vorrei poco di cartone animale a parte. Stiamo facendo tutti i cartoni animali. Ascolta, ascolta. A scala di 300 euro. Guarda per la andiamo. Ma come va? Non piace la scarica di 100 euro. Piace. Ah, guarda, me le mani a cioccolato. Ma c'è la pelle male la scuola, che se no mai. C'è gente che sa mai a cioccolato. Oh, che un baratto, no? C'ha candidato a scadenza con. Ma da 3 anni, ehi, 3 anni. Altro essere. E c'è via, che ci stai? Fate attenzione. Vostra moglie vi tradisce con l'uomo. Le corna crescono di 1 centimetro ogni volta che viene il sabato e si fermano quando arriva la domenica. E si capisce. Quello da domenica è festivo e corna si arreposa. Ma che ti dici perché stai in straccio? Dici che è andato a morte. Questi che segnano. A me non mi passa manco vagare. Però dovresti capire pure che adesso fatto che il sabato cresce. La domenica si ferma. E poi no, chi sta facendo lo stesso sbaglio. Povina, c'è ragione, è uno sbaglio di persona. No, chi si scrive sabato con due. Cristi, Senti questo, tu come dici tuo fratello, sono lassativi, se la da via ogni sera, ma raccomando. Ah, ma non dei fiumi, mamma. Cristiano, ma che li voglio prendere? Non mi dai la salvatura, non capisci una volta dopo. Ah, sono stato. Dai, l'occhio al ragù ogni tanto, scendere un po'. Signore, scusate, posso dirvi una parola? Certamente. Oggi è domenica. E saluto sa, figli, ricetta da un bappia. Ma io voglio dire che oggi è domenica. E il sabato è passato. Si capisce, se oggi è domenica, chi sabato è passato. Signora, io sono tutto. Voi la domenica riposate. Magari un mese, no, non mi fa riposare poco, no? Ma il sabato no, Ah, bellino, ma tu come sei affettuosa? Ma tu non mi puoi sapere, se una domenica mi riposa. O sabato mi diverto addirittura. Appunto, ma il sabato è passato e oggi è domenica. Ma mi devi dire qualche cosa? No, solo questo, che oggi è domenica. Vabbè, Geppi, allora che cosa dici? Visto che stiamo a questo punto, visto che stiamo a sparta, Geppi, io ti devo convidare una cosa importante. Geppi, come sei? Oh, ma te sei? Ma mi stai sentendo, Geppi? No, ma non ti sento. Tiro che rimane all'unneria. Se più di una cosa a gamba. E capito no, tu sei una donna onesta. Zitto, non è... Questo? Ma tu devi venire con me un po'. A me non mi passa manco paga. Lasciate a domani. Non vado sto cazzo. Ma sento nervosa, non sei che sì. E così mi sfogo che mosca e che zanzare. Come fai? Vuoi fare un manda da signora ma ti manderà una ricetta? O dormi quando è facciata. Aiuto, aiuto! Fatemi un olocausto! Olocausto! Ma che olocausto, Sanghi? Mamma mia, mi ha fatto il puto troppo lieto! Mi ha fatto richiare la paura! No, secondo me voi dovreste vendere un poco di capolino. Sta capoviglio c'ho! Avete fatto venire una polite! C'è chi staranno a nascere un piace vino! Oh my god, Steven K! Amore też kunu! Steven K! Ma lasci un po' di lascio poi! Cazzo, chi se ne riportare il numero? Ma vai giù, mi calcolate di so! Guardate, mi guarda!
questa è una famiglia unica. A me non mi fanno vedere là. Mamma! È inutile che chiamate la vostra mamma. Io lo so che non ci sta. Ci fatta spesa sotto palazzo. Sentite, che voi mi perseguitate per la via da 3 mesi va bene, perché la vedi tutti e non ci posso fare niente. Ma che salite qua sopra dopo quello che è successo è assurdo, è pazzesco! Io lo so, ma ci avevo spiegato come andavano le cose. Che ne sapevo che così facendo avrei mandato in fumo il vostro matrimonio. Gesù che faccia tosta! Ma lo sapete che domani mamma e papà vanno in tribunale a tagliare il nastro? E lo sapete che io ho perduto il mio fidanzato? Lo so. Infatti mi sento responsabile della vostra zitellanza. Quindi per rimediare vi sposo io. Ma voi tutto qualche cosa in faccia? Ma prego, fatelo pure. Se volete darmi uno schiaffo, un morso, fatelo. Ma vi prego però, pensate ai miei figli. Avete anche dei figli? No, però spero di averne quando vi sposerò. Mamma mia, mi ho profusato, sto coso fa pure io. E chi se ne frega? Guardatemi, io per conto mio sono già morto. E io per questo vi ho portato questo mazzo di rose così belle. Badate, io non sono sola come credete. Di là ci sta mio nonno, che è vecchio e buono può sempre rompervi un bastone in testa. Allora, Vieni dopo che la parte che dice stanno Topolino. Topolino! Ma che capisci? Dici alla cagò. Sì, sto dicendo un Topolino, dice che dopo cartone animato sarà un Topolino delle riguardi. Ma visti chi? Sono persighetti. Io vi ho portato questo mazzo di rose e questo pacchetto di caramelle. E guardate a me, io no, così. Quando i vostri figli vi fanno questo sul mangiare, voi ne prendete uno e lo lazzicate. Che caramelle, ma... No, no, queste qua sono caramelle speciali, sono a liquore. Ogni caramella di queste è una presa di cognac vera e propria. Zitta, siamo in leva! Bravo, giovanotto! Mi avete portato le vignole, le medicine ci vogliono, bravo! Voi vi stanno veramente un bravo giovanotto, scusate! Ah, e tu ne fai scusa? Voglio, questa cosa, io lo sai, queste femmine oggi, vedo le vedetevi tutta da sola, le mie femmine che buscavano, ma voi già ci fate gli stivali a tutti. Mio figlio, io alla va. Ah, c'è qui mazzata! Non c'è niente da fare. Costui è un saggio. I soliti maschilisti che attentano al processo di dignità umana femminile. Non ho capito. Sentite, ma oggi non dovete niente da fare. Tu Gesù non fate chi da umano, però faccio che tu metti. Ah, sentite sbattere la porta, questa è zia Cristina, così ve ne dice lei 4. E io sto qua. Oh, signorina, io vi ho portato questo mazzo di rose. Lei mi scusa per quell'inverno non abbia incidenti. Mi avete pure la faccia da assicurato di sangue qua sopra. Dovevo. Che una cosa? Vedete, in questa casa c'è una persona che io amo. E anche senza di me, forse resterebbe zitella per tutta la vita. Ma cosa state dicendo? Ma appunto, State zitto! Il mio intento sarebbe quello di sposarla subito, ma non credo che le voglia. Ma non ho corrita! Si può sempre confliggere, no? zia! Ma non avete sentito? Io sono un farabutto, un mascalzone. Ma che state dicendo? Certo, lo scherzo che avete fatto è un po' spinto. Però per favore, caricate le orecchie e passa. Accomodatevi. No, che accomodatevi. Io in questa casa non ci posso stare. Mi cacciano fuori. Ma chi? Sì che in questa casa sono pure io una padrona. Mi sono fatta camerina. Uè, ma con no? I guaglioni oggi quanto venite? Ve lo vado a fare io un caffè, vabbè? Ve lo faccio con la mano del culo. Grazie assai. Avete visto? Io così sono. Ispiro simpatia. Sentite, io non lo so cosa avete in testa, ma un pazzo innamorato, sappiate che non vi dirò mai di sì. Questo è quello che pensate voi, perché io non sono d'accordo. Ma venite ad essere d'accordissimo. Scommettiamo? E scommettiamo. Scommettiamo. Ah, ora voglio ridere. Chi è? Mamma, Ci aiutami tu! c'è l'imbecille, Signora, io vi ho portato questo mazzo di rose e le mie scuse per quell'imperdonabile incidente. Qui ti volevo subito ammazzare a te. No, signora, vi prego, ascoltate. Non andate così di fretta. No. Io mi sono perduto per amore. Fate il prostituto, fate. No, il pazzo. Vedete, io mi sono innamorato di vostra figlia.
E siccome sapevo che quel giorno si sarebbe fatto il fidanzamento ufficiale, facendo succedere tutto che la moglie per mandare a mondo il suo di matrimonio. Sì, che bugiardo! Sono stato pazzo, è vero, ma che ci volete fare? Non è stata colpa mia, è stata colpa degli occhi di Marisa. Ma voi dite che io sul serio? Signora, io ve lo giuro, e vi prego di credere che io non giuro mai il falso. Ma allora voi mi state dicendo che quella svergognata che venne qua solo non ha nulla a che fare con mio marito? E ve lo sto spiegando. Il vostro marito Geppino è innocente. E poi, secondo voi, Geppino era capace di dire Luchezza? Perché? Quella brutta specie di ragazza, si intende, no? Ma voi mi avete rovinato! Voi mi avete inguaiata! Signora, allora voi non mi avete capito. Vostro marito non ci azzecca nulla, è stata colpa mia, ho organizzato tutto io. Ma voi che state dicendo? Ho fatto pure le fotografie! Ha già fatto a me metto bella avanza che si apprezzo con mio marito! Sotto all'occhio la prema del tesoro! E se voi mi dite che fa tutto uno scherzo, io e porno foto, mezzecco in faccia! E perdo una causa, sapete perché? Perché mio marito è innocente e l'ha già stupiato mazzato! Signora, e secondo voi io me vado a dire qualcosa che può andare contro la mamma di Marisa? Ma io... ma state zitto guardate! Il silenzio è un bravo giovane! Fatemi sentire, ma che dite sulla causa? Sulla causa? Che dite? Signora mamma che non voglio, io per voi ce l'ho pure il falso! Mamma mia! Ma questi sì che sono uomini d'onore! Marisina, ma la mamma è sempre la mamma dopo tutto! Guardatela questa giusta! Difende quel delinquente del padre contro la mamma che è sempre la mamma! E allora ci guarda! Ma quando è bello sta Assai! Guardate che ha fatto un capolavoro! Sì. Drizza! Sorridi! La roba a causa da un calcio come non andava a Signor Presidente, ma ditemi, perché non ci accomodate? Grazie. Cosa direte sulla causa? Ma prima cosa ve l'hanno offerto un caffè? Lo sta facendo zia Cristina. Brava zia Cristina. Ditemi tutte queste sante bugie. Ma perché non dovete fare un tentativo di pace, di riconciliazione? Pace e riconciliazione. Ma deve venire il Papa qua con 12 cardinali appresso. Ma tu sai tuo padre a me come mi ha sempre trattato? Sì, ma tratta sempre come un oggetto, mi dovete credere, ma dico un oggetto puro. Non c'è che per bandarella, un oggettino. Ma ricordiamoci anche le cose buone. Le cose buone? Guarda tu quando mai fate cose buone? Quello chiamo mia mamma. Ma mi te credi? E la femmina ne va, quando me ne va a casa mia? Ne va con un mio nome, suo nome Marisucci. O compleanno mio, compleanno suo, compleanno Marisucci. Me ne va a Natale, a Pasqua, a Capodanno e tutto mese a uno. Questo è perché non mi male. Quello lo vogliamo. Mentre scialuppa, e mangia sempre sciluppata, chi ruba una plastica lo batti l'indagata. Ma perché papà odiava la nonna? Ma che ne sai, queste sono cose che solo una moglie specca capisce. Quando un marito ti vuole fare una peggiore offesa, sai che ti dici? Piano ti stai facendo da letto alla mamma. Ma capito pure bene? A te! Pure! A te sempre! Ma non mi ricordo tutte queste ammazzate! E certo che non ti ricordo perché mi mettevo io in mezzo e pigliavo tutti e ammazzavo! E chi lo batteva! E io mi trovavo e chi lo batteva! E poi voleva sempre! Lo pigliavo in mano per sigaretta e diceva Margherita, Martano! Cosa presentava? Il giocattolino sotto il braccio della bambina. Ma non si ricorda niente più. Il caro vecchiolino, capito? Vabbè signora, dai, alla fine qualcosa di salvabile ci sta. Ma che? Questo matrimonio? Esatto. In questo matrimonio di salvabile non c'è proprio niente. Si adatta tutto cosa, tutto. E comunque, se permettete, adesso vorrei ritirarmi nei miei appartamenti. Mamma, vengo con te! Vediamo un genio del nero, un genio mamma. A sto punto, mamma, aspettate, vengo pure io. Dite che mi faccio
dice tutte lo valenato, ma alla fine la smistetta ci trova. Geppetto. Geppino, come faccio a ricordarmi Geppetto? Quindi non posso crucidire come la giustizia, sempre poco a modo mio, hai capito? Prima di toppare cosa ma mi stai a giù. Ma che devi dire caso scemo? Io mi chiamo Renato. Secondo me, mi metto bella manza, non farebbe da un avanti. Non è che non hai capito niente, a te rimane da trascini in tribunale. E ti trascini sotto al palazzetto, va, piaggia dei soldi. Sì, ma poca, Beretta, Maometta, ma Marmetta, ma come ti chiami tu? Che ci vuole? Mehmet, francese autentico e Dorion Traiano. Prima di coppa caso devi dire la verità. E la verità non si vende, non si compra. Ma non hai mai sentito dire che la verità è preziosa? Che ne sa che a te sono in ogni momento? Che ne sa cucina, se dice gratis? Poi allora fermo, vieni qua da un letto pieno di accessi alla verità. Hai capito? Tu rimane devi dire la verità non si vende e non si compra, cosa che fa? E la situazione, aspetta. Poi, Oddio! La camera da letto! se ti vedi da monte tu devi dire che te non ti conosco e sono completamente innocente. Vabbè, ma pure se tua moglie mi trova stesso in coppoletto tu E come ti trovi stesso in una pulita vita? sai con me io ci fatto la nottata e così sono noi! Oh cammino! Ho sto mi stesso in coppoletto, bye bye! Ho già capito che mestiere fa questa, tanto Oh, caro Don Peppe! Persica. E tu che caspita, che ci fai a casa mia? Io ti ho portato questo mazzo di fiori, e 4 parolacce come solito. Persica ha ragione, vogliamo la 500.000 lire, non mettere. Non sto parlando di soldi, Geppi, sto parlando di tua moglie. Ma dico io, è mai possibile mandare un matrimonio in fumo così? Persica è quelli per non parlare bella a parlare, capito? Io mi dichiaro marito e moglie! Ma no, però stava piangendo dentro. Fingi, Persica fingi! Che non manca fingi. Ma come giuro di stata! Mi ricordo quando il tavolo di Carina che lavora a me, lei sempre pronta, con Mariana. Uè! Non t'accatta figli con quei soldi, capito? Non può spendazzo! Fallo! Fuma! A me che quell'epoca, io ho fatto la camerella sotto casa. Che ne sapevi tu? I bracci mangiare male, pumarone! Papà, se volete piangere, piangere. E quella è la commozione. Che schifo, ma non avete la voglia in tuo fazzoletto! Chiedersi che... No, te lo ricordo! Molto faccio sportenze delle ali chiappe! Bravo, accompagna. E la parola non passa manca la cara. Anima di mamma, esci, caccia, che te lo fa? Antonio, ti dà no, dico, quando sono belli che fanno queste ragioni. Mi sono covale, tu non mi vuoi cacciare. Ah, poi facci capire l'ambasciata, hanno un po' di vita, papà, Allah, non capita lì, aspettate alla annunciata proprio, lasciate stare. No, papà, facci lì, che Allah non capita lì. Oh, questo va. Ma tu stai di sopra, lo so, ci sono un copato, ma tu non mi vuoi cacciare. Cacciare in casa su! Guarda mamma! Non mi sentite poco? Guardami ma! Papà. Quest'anno sono morto, mi la faccio come tu! Non è stata forte! Ma tu guarda! La ce l'hai nuova, guardate come me lo cacciare in casa mia! È solo che se non mi era capitato a me. Papà, pensi che tira fuori mentre tu va? Papà, ma state piangendo? Cioè, per un po' di commozione mi viene sempre. Ma non sono lacrime con mamma! No, che si sono lacrime paterne. Pronto? No!
quindi la stessa parte là, sta sempre pronto per acchiappare. Ma pare che la senti nell'aria dove telefono. Non vuole sentire. Bravo, prima. Ma chi fosse. A me non me ne importa. Ma chi lo fa che la mia po'? Le corna crescono più cellini, non porta per dire sabato e si fermano quando arriva la domenica. Capino? Oggi è domenica! E chi è la sabato? E tu non ne stai facendo mio? E il Ministero dell'Interno ogni giorno mi manda una raccomandata per dirmi che giorno è. Geppi, oggi è domenica, io voglio lo straordinario. Ma qua c'è capito, non è qua, Vieni papà, vieni calma, andiamo con più calma. Aspetta. È occupato. No, se dovete parlare, io sto andando via. Sì. Ma che c'è stato da dire? Nessuno. Ma io ho sentito bussare. Aspetta, me. Come compro per me? No, ho detto fra me e me. Che ci sta, come si chiama? C'è l'avvocato Sarappo che mi sta aspettando con impazienza. Ma io non l'ho vista entrare. Oh, quello è venuto prima quando tu non c'eri. Aspetta, Mimì. Guarda la volta, va. Vieni, va. Oh, sì. Prego. Ma che questa casa tutti dicono voi? No, è perché voi state chiusi là in quella stanza insieme a mio marito. Io sono chiuso in quella stanza, ma forse prima al telefono. No, faccia a faccia. Vorrei che sono come Sant'Antonio, non lo so. Voi siete pure impazienti, ti date sempre una manella vicino alla porta. Comunque, non spaventate. Ma voi a me non mi credete? Assolutamente no. Entrate, l'avvocato sarà qua. E poi tra i non mi trovo a sentare. Sì! Piate, mio marito ti spiega tutto lui. Pure le manella. Avvocato Sarappa? Come faccio a dire che Che vuole questa dopo hanno chiamato un altro avvocato e staranno facendo consultazione. Dunque mamma tu, una mamma. Ma di che si tratta? Proprio un momento fa ha chiamato il tuo fidanzato. Nicolino! Ne tu non ne tiri, brava mamma! Voleva venire qua con tutta la famiglia per acconciare la cosa del matrimonio, mamma. E quello Nicolino avrà fatto il pazzo avranno finito. Ma secondo te mamma, con questa fedente situazione facendo venire tu a casa mia? Mancate non giusto le persichetti, un fa schiatte di collera. Che succede? Mio figlio! Una cacciata in casa mia, una cacciata! Oh mamma mia! Si sa ci ha fatto. No, che è? Mio figlio! Una cacciata in casa mia! Ho già capito, ma c'è una cosa, no? Venite qua, venite qua. No. Non venite, aspettate con me. Allora, tu siete sempre terra. Non so che altra sentire la senta. Vai in cucina, una bicchiere d'acqua. Direttamente che ho acceso un libro, ciao, va. Metto prenda qui. Fai pure! Allora, non mi da qua, parlamma! Non allora, un padre, in questa situazione, secondo te come si comporta? C'era una battuta da faccia! Un padre che va bene ai figli, si sacrifica! Ho avuto mia sanarina, qualcosa che raggio! Vita mia! Ma quello è vita mia, che ci vuole trappadore, ci vuole! Che te la roba, no? Ma ci dobbiamo, sì, ci dobbiamo! Se parlassi un po' con papà, se lo convincessi a tenere la famiglia unita. No, molto io non ci voglio stare più da sempre! Chi lascia sta quel maledetta avvocato a te che non ci consiglio, mamma? Che io picchiassa pappietta e cessa! Ne, signor avvocato! Tanti da me, come mettete scuola! Signor avvocato, dica sono scesa! Ma non scema! Dica sono scesa a parti con mio marito, con tutto che sono 2 anni! Ma non scrivono qui, a casa mia! Ma non scrivono di come può fare a picchiacchi! Ma tu sapete che mi dico? Che io sua mamma! Ah, bravo!
latte lo stress mi capezzata tutta quanta canzone. Papà, questa giornata per una figlia doveva essere una felicissima giornata. No, come vita pasciucato, non è una felicissima giornata, no, è una felicissima sera. Felicissima sera, ma tutto stasera. Una trovatata, questa come mi va con me. Che uomo mettacciani morto si via sotto la È una bella cosa. Forza fatti, a bella cosa elevata. Uè o no? Facete un buchinotti, Finito il oggi. Quindi, vai. Ma vi stai pigliando le scene? E sta l'acqua che conciai devo andare a dormire, no. Come ne va a cambiare, dai. Sì, perché mi italiani, da perdere la mezz'ora mi piace spacciare, già morire. No. Quando lo stomaco se ne è chiuso già. O che non va la marmellata, e 3 e capi di miglio. Poi un po' di solo si fa ai cani. E te capisci, l'ha mandato. Ho mandato come mi capi con scoletto, ma. Ecco qua. Ma ne va che te cani, me ne va a cambiare no. Parlato con un passato, no! Mi ha dato io! Sì, mi ha dato io! Voi pensate di essere un patriotto? Ma quando mai? C'è sta Margherita vostra! Me la non si vada tu quando a me! Sentitemi poco, no? Si venite con me da così, incoppate le va! Mi come metti una lettera che ci può? Mi mettono così, c'è tu due! Allora non si possono lavorare! Non c'è, Quella è progressista? Come? Di giorno dopo giorno! Aspetta, Marisia, ti dacci di una cosa. Io non ci capito. A te ti piace Pezzichetti? A me? Sì. E quasi non può essere uno stato da felicità a tutti. No. Quasi è abituato si guaglione. Sì, anzi, è un po' soffrisce. Perché Is si sposa a te per riflesso. Guarda, ti faccio una cosa. Mi si annuncia troppo giornale, guarda. Virati, rosa così. Presso via Carino. Via Tarquinio Bisco 31. Rione 3. E lì sai. Ma tu lo sai che non su 6? Poi volevo avere proprio una lettera a noi. Ma volessi uscire che fosse stato firmato. Sarebbe stato Platino, tu avevi saluto per c'erano sangue. A San Martino, a San Provone, ma chi l'ha già picciato sti candeli? Ma Geppi, ma tu ci pensi di poter entrare in tribunale e dire signor giudice, il cornuto sono io! Andiamo a caccia alla fortuna, dai fortuna! Geppi, ma io da un punto di vista professionale, ma addirittura come hanno frati, adesso dicono complimenti Geppi, tu tieni il corno, grazie! Adesso complimenti non ne voglio, il corno non ne voglio tenere. Come lo c'è? Ma mi lasciava le cose del carrino, Ma io ho visto, senti, ma l'estate è fresca. Sì, è freschissima, prima fuoco, basta. Anno! Pure l'acqua fa schifo in sta casa, Io mi invece vorrei ristabilire i rapporti con me. Perché se non scopro sto parte sabato e domenica, non trovo mai, capito? Io già capito come fa? Da quel mezzo. Quindi Mi ha telefonato il fidanzato di Marisa poco fa. ma quindi la causa la facevi Un piccolo un che fa scopo chi si chiama, c'è la moglie e poi ci manca. e facciamo la separazione alla defunta. Geppi, ma che ne sta dentro lei? Fammi vedere che meglio. Che stavi di? Sì. Signore e signorini, sono contento di trovarvi insieme. È successo un fatto di grande importanza. Mi ha telefonato il fidanzato di Marisa. Quello ha telefonato pure a mamma. Ah sì, allora già sapete. Sappiamo. Però io ho dovuto dire di no per la nostra sciagurata situazione. Per la nostra fetente situazione. Sì, ma io sono un padre. E sempre che si sono mamma e due voci. E sono padre del E quattro voci. Sì. Sbagliate! Ha ragione Marisa, l'interessato è lei, sono per esso. Andiamo poi.
Ma voi che sta facendo? Dai la mano maricò! Me la fammi appigliare. Tu vieni con me! Pronto, Nicolino? Sì, sono Marisa. Mamma e papà hanno fatto la pace. Vi invito tutti a pranzo a casa mia. Oh, ma che combinata, vai, ci ho mangiato tutto sta gente! Ci dovevi pensare. E ci dovevi pensare, perché oggi è domenica! Ieri era sabato. Si mi dice una volta su quattro ieri sabato. What's up, non e questo dopo non va un anno. E poi fa apparecchiata una zia Cristina Cappone. Andiamo a vedere. Ma no, non è che sto passando un po', ma mi fanno forza servizi in casa. Sei scemo tu. Ah, per favore, capisci sempre a coppa. Una coppata, Ehi, hai fatto come hai detto tu. 6 piatti a te e 6 piatti a Is. 6 bicchieri a te e 6 bicchieri a Is. Anche lì. Io ci ho fatto tu ci piatta, tu e chi c'hai? E il bicchiere se l'ha girato solo 3. Guarda chi mi trova a me. Io sono attivo. Io sono ancora attivo. Non pensavo tu, non è che c'ha la prostata. Ma vai a scattare anche io, che sono venuto a combinare. Tanto sti vedendo, guarda, non lo pure combinare, non mi fa bruciare. Voi come mi detto, a parte a carica non possono da fare. Ma c'è bisogno di fare questa spartizione più pronti che tocca. Sorcellare! Mamma mia, questo c'è già solo, già sta Uè, si andiamo a bu! Avessa venina da pesciolina! Oe! Quelle scomparse se ti le guardi, non Mi raccomando! Si ale che cantò! Faccio un ruolo! Adesso la mi dirà? Ok, ma già fa bello prima che bene ne veduti! Ya passava la parola e non dove Basta allarme. Allora, bisogna di un operaio. No, aspettiamo prima che morba per poi chiamare. Bisogna dirlo a questo signore. Mamma lo guarda. Mi dovete scusare caro signore, anche niente non ha capito, io del fialaia così, sto parlando con le pazzierie, ma perché sto per poco imbarazzata? Mamma lo guarda, come si Questo cerco un fiore. Ha cercato un fiore. Sì, guarda più sì. Sì. No, vatti a fare una bella marella, non mi dite poco, Allora capite, io cerco, non c'ho mai sti soldi, io cerco una donna che è nome di un fiore. Questo cerca Margherita. Hai capito? E poi io ho insistito tanto perché io lavoro, capite? Io ho un libero solo il sabato e la domenica. E la domenica mi diverto. E sabato mi divertire. E qui stai. Ma siccome questo sabato l'ho tenuto impegnato, Avete detto questa settimana mi spassi in rubina, allora come spasso, penso all'amore. E siete capitati proprio nel posto giusto. Sì. Anzi, Chi è? eccola qua la signora che cerca. Lei, sì. Vedete che mi presento? Osvaldo Jacopo Brutto, un tipo allegro. Ma ci metti? Oh, ma come tu la tu si questa cosa? Non ci rimetto! Ma non ho mai visto questo. Sapete buona parte tutte e due, sta via. Beh, anzi faccia così, io vengo. Mi guardo tutta la Io mi chiamo bello, mi chiamo Brutto così, ho pazziato poco, quindi... Ma siete pure pazziano! E la dico... Voglio dirti che io... Ma tu che intervento? Ho bisogno di un po' di intimità. Ma parlate, non ha detto nessuno che dico. Io sono lo scemo della casa, parlate. Tu sei scemo! Dicevi che arriva la faccia scema. Aspetta, quando non si cade davanti, non si deve più paziente,
ci sono? Guarda a noi, cara signora, vedete che dopo lo sguardo, come disse Leone Carnefifone, non è il sole che gira intorno alla terra, ma è la terra che gira intorno al sole. Ci capito tutto, l'ha chiamato lui per compromettermi. Tutto a posto, mi è successo, signora mi piace. No! Stiamo facendo. Quando è bellino, una mano, vedete una cosa, Stiamo parlando, siamo ai Luis provocare, non ne capite niente, bellino. A me non mi passa, manca pagava. No, Nanni, ma chi se la mangiura a qualche parte? Ma sentite, Se scioliamo da usciamo in mezzo alla casa su di lì, ma non è un problema. Ma fogno delle cose su. A proposito di questo, ormai siamo in confidenza, mi volevo dire che io tengo qualche difettuccio. Non lo devi più, poi mi dico qualche difettuccio che tengo pure in mariposa, e così ci divertiamo tanto. Allora signora, io non seco. Guaglio, io, tu, spunta! Pum, io sparo, dai! Allora non si può per fare la io fumo sigaro. Guaglio, io, ma fumava pippa! Io fumo un zambino! Guarda in testa una flascia da pesce che può pensare chi Ma che storia fa? Ma capito la vento scemo? Sentite quello, vi sto dicendo che... andate a fare così, facete ognuno delle cose su. Va bene, sciolto. A questo proposito, dato che siamo in confidenza, vi volevo parlare di un difetto grande. Il mio difetto è più grande, ma un difetto talmente grande che ve la ci fare, non può passare. Ma che stai facendo la vedere? La mia vergogna. Mamma mia! Il mio chiodo puncello. Mamma mia! Ma già capito che si deve aprirsi in tempo? Sono complessato davanti alle donne. C'è via, che sono sulle tutto sca! Ma dove visti chi è? Ma che so! La bella, tu devi stare zitti. Faccio fa. Io non ci farei perché si parla che piace la casa per su. Ma non voglio vedere! Non c'è da Ma sì, ma sì! Ma può fare a me? Ma madonna mia! Alla mia mandando! Sentite, ma succederà, sì! Ciao ciao, Margherita è costante e grossa! Ma no! E che mi date porca la Non sapevo che devo portare così. Ma sti cose quando sanno lisce, non che uno si sposa, no? Ma perché mi sa da sposo? Come che sanno sposare? Io e lei. Ma no, ma mi scippe capitava! Scusate, ma voi non siete la sua passina che buongiorno? Io sono Bassi! Io sono Margherita! Chi è sta cosa così? Allora sto scemo malato non c'ho nulla. No! Mi faccio scontare! Quella è tua sorella, ha scritto sul giornale! Mia sorella! La sorella! E lei lo sa lasciata! Per conoscersi, no, vai, dammi su quello su! Ma io che scuola? Ma quando mai? Cioè, i passi e pa, ma dire sono venuto a Copenale Sant'Antonio! Voglio, assi! La cavo Che non dove la presa a presa! Ma che sa? A credere questa porca! Cristina che cazzo sai? Porca lui! Questo signore si chiama Jacobello! È quel signore che ha scritto sul giornale! Salve!
Rosa così. Non mi piace più facciamo. No, il soggetto è di poco curioso. Era per una cosa che mi piace assai. Ma ci fai papà sola. No, non può vedere che ti dice. Madonna, sta andando. Senti quanto è bello, senti. Quanti dove? Hai tutti proprio raffinati. Sì. Venite qua. Datevi la memoria. No. Andava prima con papà. Vogliamo bello! Così in casa. È un'antica ragazza. Non mi porta a conoscere il suocero. Però non mi preoccuparsi, non se ne manca capa. Andate scemo con le zaghe! Si è sparato! No, non è proprio possibile, signor, ma che dite? Ma che sta succedendo? Ho detto la buona, vogliamo rimandare un po' un divorzio. Per mari successo. Ma come dico, oggi è domenica, è un giorno di festa. Vengo qua, e da mio scuola, e qui mi date sta notizia, signora. No, non è così. Avvocato, noi ci abbiamo ripensato. Non ripensate voi? No, non esiste. Ma sei venuto che ti stai piangendo questa volta? Signore, voi siete ascoltati a questi qua, voi la causa la perdete. Questo ve lo garantisce l'avvocato Sabatino Stella. Ah, senti, l'avvocata! Scusate, ma voi come avete detto che vi chiamate? Sabatino Stenda. Ma Sabatino con due B diminutivo di sabato con una B. Ma che c'è? Un momento. Dai. Le corna crescono di 1 centimetro ogni volta che viene il sabato. Ehi, ma che stai pensando? Capisci si chiama sabato con due B? Scusate, ma anche se mi chiama Salcipaldo, io mi chiamo Sabato. E questo è un fatto normale. Una cosa curiosa c'è. È che io mi chiamo Sabato. Mia moglie si chiama Domenica. Le corna si fermano quando arriva la domenica. Ma che stai facendo? Io perciò non capivo sta Ferrandi lettera no. Perché? Perché sabato e domenica non erano giornate, no. Sabato e domenica erano persone. Allora? Ma voi dove credete? Che avete fatto qualche cosa? No! Io vinco la causa! Io sono felicissimo che mi avete fatto e cosa! Due scalzo! E il bicchiere sono pronti! I tazzassi! I tazzamacroni! No! Che succede? Che succede? Sto che ne porta! Ci corre meglio tuo padre! Dimmi tu come fa piacere? Sì, tutto quello che vuoi. Tu dici che Geppino è morto. Geppino non esiste più. Vai, non ti farò disturbare più. Ci pensi? Ma l'ha fatto fuori la confessione di aiuto. Insieme. Ah, scusate, ha già parlato con il signor Geppino Iaccarino. Sì, dite me, sono io, prego, accomodatevi tu. Sentite, io e cose sono, un bel filo proprio nel dritto. Ha già parlato forse. Ma ci possiamo accomodare. Accomodiamoci. Ma voi avete ricevuto delle lettere anonime? Lettere anonime, sì, certo. Signor Geppi, o sacci che sta... I faccia ambista. E lei, venne sempre dato pegati, azzo fegati. E non poter fissare le anime. Dite, parlate pure. Chissà come. Aveva saputo che non mi tenete ecco. Che ne fa? Tu mi dai tazza di ubriaco su e cose. E disse,
Trasette proprio qua, andasse tutto. Perché se causa vinta? Perché l'inventore con me sono. E disse, guru, affacciare un po' come sta casa. Ah, quindi sa anche precisamente dove abita? Esatto. Anche lì è pure lo guardava a volte, no, ci dissette. Scusa, ma che stai a casa del terzo piano? E si rispondette, il signor Giappino la carista. Cioè, Io? Ah sì, certo, io, se no, il lampa va amato. E ha scritto quell'elettrana. Giusto, capisco, ma sarebbe interessante sapere se questa signora poi è disponibile a venire a testimoniare in tribunale. Ma tu capi? Capito proprio niente. Ah no! Hai rubiato che non l'uomo che aveva seguito non eravate voi, sono già carissimo, è un avvocato, avete sempre in sta casa. E lui per fortuna già ti proprio niente questo poverone, il cornuto è un altro, è l'avvocato. Aspettate, che non hai il tuo nome? Sì, sa Sitz, sa Peach, sa Rappa? E scaldando me ne molte volte, va così. Il connuto si chiama Tarappa. Ma non è possibile! Tu non la conosci da che? È la giustizia di prima qualità, sapete quando è tutto paese? Au! Sì, ma no, per carità, ma che se mi mettesse mai? Ma figuratevi che addirittura sa buon nome e la mandessa signora svergognata. Pure! Ma no, ecco fotozisci. Che schifo! Ris, che è nata a bocca. Un altro avvocato! Amico intimo del marito. Amico intimo! Ma che lei non mi sape o non mi farà più? No! Ma? Hai lasciato solo... Ma che soffrete che posso? Poi io, a me per rispetto, e non mi sto zitto. Allora, l'amante si chiama Stella, lo conoscete? No! Ma poi dici la verità. Siete contenti? Ha giocato un bello quiz, ma non posso mica. Me lo attacca! E me mi secca! E va poi, io la missione proprio. Volevo poco che fa, ha ci lasciato pure questo. Ma raccomando, ci pensate una cosa, di sicuro conosciuta Sara. Ma pure per coscienza. Non ci decide niente, a fine povero scurnacchiato. Fatelo fuori. Emilio, Non parlare! Emilio, io sto rossendo, io sto impavidendo, non so quante cosa dirti. L'unito bene! Ah, ma non la passerete liscia! Perché io chiederò un divorzio! Io faccio separare mia moglie perché è diritto mio separarmi da mia moglie che mi ha tradito! Bravo, baby, bravo, la cosa. Quindi io non posso fare altro che accettare tutte le conseguenze di questa cosa. E andarmene via. State pure, mio. C'è qui. Geppi, non ci sta niente da fare. All'uomo tradito non resta altro che questo. L'atto, l'eroismo del suicidio. Ma tu si stai facendo pazzo. Geppi, ma ci sono momenti in cui è doveroso, è umano impazzire. Geppi, non ti vedi no, ma il suicidio ci vuole, è necessario. Non prendiamo decisione a pentare, non piacere, ma che stai dicendo? Calma, non lo posso calmare, ma secondo te un uomo deve sopravvivere alla vergogna? Ma in fondo con la vergogna si può anche vivere. Tanta gente che corre si è fatta una posizione. Chi sa poi è un fame, ma tu come sì? Tu come sì? Tu sei un povero, tu sei un ammeglio, ma sai che devi? In questa casa non ci resisto nemmeno più un minuto. Ma sai che c'è? Come piglia la borsa e me ne va. Eh sì, ah no, già.
Troppo comodo. Tu prima mi papà e poi me ne va. Vatti, la caccia va, niente, vatti. Si capisce che me ne vado, come stavo caduto io. E poi io sarò ancora a parlare. Messalina, l'avvocato Stella, il vostro amante, ha confessato tutto. Ma che stai dicendo? L'avvocato stai da conversato tutto? Sì. Ehi! Ma come ha conversato? Uomo mio! E non è possibile! Avvocato! Signora, Ma che avete fatto? Avete conversato una cosa che non esiste! signor, quella cosa esiste. Esiste! Avvocato, spiegatemi come, ma questa cosa esiste solo da paura, perché non me ne sono mai accorto! Signor, non da scritto. Avvocato, ma che siete un uomo invisibile? No, un uomo discreto e di certo non andrò a raccontare in giro. Avvocato, guardate, qua in giro in casa, quindi non c'è nessuno, come solo voi! Avvocato, non mi c'è la maschera! Non mangiare, signora. Avvocato, ma non è voi, che c'è stato male? Ne fu. Ma niente proprio. È stato buono, signor, è stato buono. Ma chi sta sciuto pure l'avvocato? No, non ci posso pensare! E io rinascerò, scendo a primavera, Mimì, stendi le Tu, che corna, la causa la vinci certamente! Chiamami che sai chiamare. Vostro nome, che c'entra? Ma la signora non sa niente, la signora. Signor, non era diretta a vostro marito, era diretta a me, capito? L'avvocato Stella ha confessato di essere l'amante di mia moglie. Mimì, tu sei troppo fortunato! Chi ce l'aveva? Va pure una vedere chi? Sarei finita qua, perché voi mi fate da testimoni, mi farete, Faccio un bar con sua! Perché questa cosa oggi non sul corpo di un amico, perché ha distrutto. Chiamano i miei amici perché sono in sua confessa, già che il segreto è così. Io la distruggo, bravo. Anzi, sai che faccio? Io mi metto meglio a bocca di o secondo meglio a bocca di e la distruggo, io la distruggo. Ma vicino sta, allora che con una calma, Quando mi sa Margherita, che mi ci mette un con l'avvocato. Margherita, sto parlando tutti come stai sentendo? Margherita è morta. Morta. Margherita, chissà che pensi? Ti pensi che tutto si tempo, tu hai visto solo quello che ha pulito per senza tenere conto di quello che ha pensato, di quello che ha deciso, solo rispetto e legge. Perché pure fa? Non hai mai visto sempre la femmina che ha scassato, cala a te. Non hai mai visto se avevo bisogno di una carezza, in un braccio, in un sguardo affettuoso. Ma poi basta, c'è più. Tra me e te è venuto tutto cose. No? Sì. A me no. Perché io mi sono accorto che i sentimenti miei per te non sono mai cagliati. Guarda, sono stato lo scassatazzo, lo scemo, lo buffone. Ma ti ha avuto bene, ti voglio bene ancora. E perché no? Geppi che ci ha avuto sempre bene, non mi credo. Ma per te spinetti, non te l'ha già mai fatto capire, Certo, e lui a che si dà? Pensiamo ancora ci felici più. Come diceva padre Margherita, la vita è una facciata di finestra. E mica facile. C'hai i primi baci, esce per dire tutta la bellezza che vorrà. Prima una sola occasione, non ce ne starà. E noi non abbiamo capito niente per tipo tempo nostro. E si passa, fuori. E non trovavamo tempo per una terra. Io penso che l'amore nostro cercava aiuto. Ci aspettavo sicuro in un posto nascosto. Un amore nascosto che voleva solo io non salvare. E mi dava fatto. Lo posto e ci guardava, e ci parlava, e ci capiva. Abbiamo fatto la guerra. Essi ci aspettava così, a cucciolare, a paura tutto sotto e buono. E ciò ma che stanno a sentire. La mamma mi ha detto tutte queste cose, cause, avvocato, ma che c'è?
invece non so. Capisci? E caggiarisci il Geppi. E tu tutte cose tu stai a parlare mezzo. Mi dice una cosa, ma sta mondo sarà nasconda, non sto pezzini spaziato e non è. Dai, guarda, sì. Lo sai, Geppi, lo sai. E allora che dici, salviamo? Salviamo, Geppi. Salviamo. Salviamo. Io già facevo tutti questi sportelli, mi credo, ma mancavo tutte cose di sta casa, mi credo. È profumo la stanza di che mi mandavo proprio la stanza. No! Di quasi il latte no! Ma tu puoi sapere? Dacci mi si sempre il io rinascerò, non guardavo a tabacco. Ah sì! Sì! Ah sì! Come fa a capire? La vita Signora, scusate, se ci trovate in questa disordine. Donna Grazia? Ma quale donna Grazia, donna Grazia? Io ora sono donna Suor Lucia. Ma quale Suor Lucia? Io adesso sono Suor Lucifera. Oh, e come stanno i pezzandrati? Sono venuta vestita così come ero per casa. Me lo mamma poteva cucinare. Come stava così? Non ti danza vestita. La divisa per luccica e sportiva. Adesso ti voglio chiamare a casa mia per farmi venire in questo corcile. Sarà stata la signorinella Vergine a prendersi tutta questa confidenza. Ah, uè. Fratella, frase dello studio mobile museo. Cari un massimo, mettete in mano con una carne allacciata. Si dà il caso, sei stato tu a chiamare a casa mia. Mia sorella non mi transige, è indecerrima e indefessa. Oh, le pezze dice un po' risposta. Nicolino, è possibile che l'ho proibito. Com'è possibile? Ci parlate pochi voi di una telefono. Che dicono le bugie le ragazze, basta, perché dicono noi di una certa età è una vergogna. Comunque la parentina fra di noi è impossibile. Tu devi scordare Nicolino, Nicolino è partito, Nicolino è sparito. Si è dissotto. Oh, quindi lui si è dissato con me dall'altro. Sì, è stato finalista, ragazzi di Dio. È impossibile, l'avete circuito? Eccomi qua. Presidente. Ma ti è schiatti scorta. Questo non è va su Battilocci. E io mi ho pure chiamato, nessuno sa niente.
Non si passa mai perché non guarda lei. Signora suocera, io vi ho portato questa mazza di quello che adesso è chiaro che voi vogliate fare la pace con papà. Chi si mai chiamato papà? Anche perché adesso arrivano i miei genitori e loro sono persone molto intransigenti. Dai, Marisi, dici la verità. Sei o non sei la mia fidanzata? Guarda la pace, il mio fidanzato. Io sono rimasta pedoca 3 volte, ma lei faceva il doppio gioco. Ma non sto svergognato se ne mandereva a dubbio. Ma vabbè, sono tornato a 3. Un generale della polizia, un generale dell'esercito e un generale di sicurezza. Ah, signore, si ha fatto tutto in forza no. Quindi voi che avevate una morte che la morte fa. Ma Ma tieni ma così! Ti rimane con 11 e ho certificato il matrimonio, faccia giù tutto il naso! Chi sto io? È mio marito legittimo e seppure non è un generale, per me è l'imperatore! Mamma, vi prego. O faccio solo per te Marisol, educazione e civiltà. Cristina! Accompagnare il signore! Cristina, accompagnare il signore! Cristina, accompagnare il signore! Che tu non faccia, non ce l'hai tu! Ma poi vengo a Oh, guarda marito! Mi chiamano pubbliche! Ma sto famoso qua! Ceppino direi! Ceppino! Non tu si scordate che sono nasci dei fiori. Ma ti mangia scusato, ma non si può misciare, veramente! Ma che può? Vai, vieni qua! Guarda che abbiamo combinato, Ceppino! Abbandonato tutti gli atti e bicchieri! Perché non ci vuoi mangiare al ristorante? No, papà, poi non puoi dire. Perché la mia notata partecipazione? Beh, io lascio la cuffia. Ah, non diciamo, me lo compravo morire. E allora li porto tutto quanto al ristorante. Per non volere 5.000 università. E voi sapete che ci guarda fonna. Che se stanno la volta qua? Ma basta addosso! Un bastone, che un bastone! Un bastone! Chi stai peggio? Chi stai peggio? Oh, ma se no. Per bastonata andava. La foto! Vai, c'è Pina, hanno fatto, fallo in mano a sti Giappi, hai schiantato papà. Sapevo che eravate voi! Io con vuoi venire qua, mi hanno deciso di prendere, non abbiamo realizzato papà. Schiantato papà. Chiamate vicino a Cristina. Vieni qui. Guarda cara. La famiglia con lei, Bruno. Noi quanto ci ho mangiato perché andiamo dentro i fame. Vabbè, faremo una grande festa. La porto tutto quanto ci sto. Però Margherita, con la promessa davanti a tutti quanti, che non ci appiccichiamo e mo me ne faccio. Sono giù, ma chi? Però non c'era. Ma che il giudizio mi ha fatto pace. È perché io voglio fare bene. Ma sono io che voglio più bene a te. No, c'è qui, sono Sono io che voglio più bene a te. no, c'è qui, sono qui, non voglio ci fare a te. Ma stai sbagliando, perché sono io che voglio più bene a te. Fatto Margherita, facciamo una cosa, ma dimmici d'accordo? Non ci fatti! Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente non parla e si sta. Gente
spero che vi siate divertiti. Grazie per aver partecipato numerosi a questa nostra commedia. Dopo 1 anno e mezzo di pandemia siamo stati costretti a stare a casa, però vedere il teatro così affollato è veramente un'emozione. Allora, presento subito, senza di loro il teatro non si può fare, sono i tecnici. Prima di tutto Anna Maria De Carlo, Adriano Altamura, uscite, Gennaro Montano, Renato Sarro, Marco Panico, Chiara Stella Di Fiore, e poi ringrazio Luigi Buonincontro per la preziosa documentazione fotografica e i 2 fonici e luminotecnico del Teatro Italia, Gennaro Nigro e Vincenzo Pifoni. Grazie. Allora, con loro invece il teatro prende vita, del cast musico-danzo-teatrale dell'Officina Geniaturi. Il corpo di ballo, iniziamo da loro, dai maestri Enzo Parità, Anna Rita Ragosta e Rosita Napolitano della scuola Piero Bailar di Acerra. Lei è nata e cresciuta con noi, è da 10 anni con noi, è attrice e cantante Mariarca Panico, in arte Ariarca. Gli attori e le attrici, lei ha interpretato Concettina la Capera e la talentuosa new entry Carmen Siciliano. Suor Lucia e la tenera Carmela Elmo, e Ampelli. E Donna Grazia è la nostra foggiana Anna Lomele. Dice che le do sempre ruoli imbarazzanti ed è vero e se li merita tutti. Lei ha interpretato la francese autentica Rorione Traiana, la focosa Mehmet Bella Panza Luisa Foresta. I suoi da parte della figlia è stata una nostra attrice pure lei. La bella Marisa Iaccarino e la nostra giovanissima Francesca Messina. Il suo spasimante Persichetti, un robot di Casalnuovo, lui è Emanuele Guadagni. Osvaldo, il suo chiodo pungente, è il cubano di Caivano, Emanuele Lione. Prossimo alle nozze, il 22 dicembre si sposa. Lui è stasera un uomo tutto un pezzo, perché porta il busto, è uscito dall'ospedale, l'avvocato Stenda Nicola Lombardo. L'avvocato Sarappa, che poi in realtà non è il miglior avvocato di Napoli, nel suo caso è uno dei migliori artisti ceramisti in circolazione, è Michele De Chiara. Non potevo che affidare a lui lo stranulato e complicato ruolo di nonno Alfonso, che è il nostro presidente da 10 anni, l'architetto Mazzo Di Lauro. Ragazzi della Cedusa, mamma di Carmine, zia Cristina, interpretata dalla spettacolare Anna Rita Marinello. E alla fine poi restano loro, nei ruoli di Geppino e Margherita sono i fantastici Giuliano Cennamo e Maria Primordi. La foto dopo lo metteremo un momento, c'è stata pure la beneficenza. Allora, prima di chiamare sul palco Antonio Miele per la beneficenza, consentitemi di salutare stasera l'onorevole Carmela Uriemma.
Grazie, c'è sempre venuta a supportare. Poi c'è un folto gruppo proveniente da Quagliano, al centro di Franco Affitto, che ha scelleratamente barattato uno spettacolo di Vincenzo Salemme per noi. Questa cosa veramente, ma magari combinare, ma siete pazzi. Speriamo che torniate a casa senza rimorsi comunque. Antonio Miele si può apprestare a salire sul palcoscenico del gruppo Noi per gli Altri per la consegna della beneficenza. Hanno fatto una sorpresa, pensate che nella commedia è stata riadattata a via Tarquinio Prisco, Lione Traiano, Isolata Trentino, e stanno qua 4 persone, di 2 miei zii, che hanno abitato proprio quella casa. Mi hanno fatto la sorpresa. Al nostro main sponsor, De Rosa Pasquale del Centro Carni De Rosa, grazie, e a tutti gli sponsor che avete sentito nell'intrattenimento. Ok, quindi Antonio Miele, consegniamo nelle tue mani la beneficenza, grazie al nostro pubblico che ha acquistato il biglietto, agli sponsor e agli attori che hanno fatto sacrifici enormi. Buonasera a tutti e vi ringrazio veramente per l'aiuto che ci avete dato e mi avete dato a poter sostenere e aiutare gli amici del Liberi Genitori. Ringrazio Peppe, ringrazio Maria, ringrazio tutti quanti voi, non mi ricordo i nomi di voi, ma liberi Genitori li conosco tutti di vista, pochissimi nomi. Questo è il 4º anno che sono onorato di ricevere questo contributo. E ringrazio Acerra perché sono 6 anni che mi dona stima e fiducia e io per questo cerco di venire incontro alle esigenze delle famiglie che sono in stato di disagio. Vi ringrazio tutti. Allora, sì, dopo salutiamo, tutto a posto. Dopo se c'è tempo, non si preoccupate. Il più grande applauso, tocca a me l'onore di presentare il nostro capitano, il nostro commissario tecnico, il nostro condottiero Peppe Ruotolo. grazie all'Officina dei Liberi Genitori vi aspetta per una nuova commedia l'anno prossimo nel periodo natalizio. Grazie. Siete belli.